Buonasera a tutti e ben chiatà Sagnovis, una schirie di scritti offensivi che celebrano il nazismo e quindi gli sbaccinis sono stati scritti di notte fuori dall'edificio che l'ospita le scuole primaris dopo Wasserman e Pascoli di Udin, post di Sfa, ieri si sono attaccate ieri state le scuole medie Ellero e Granti, il sconcerto dal dirigente scolastico, dai insegnanti e dai genitori che stamattina dalla compagnia di Fruzza Scuole e anche dagli iscritti. In te mattinate i graffiti sono stati schiavati dal personale, dal comune. Alle tanto importante che queste persone, l'ha commentato l'assessore sicurezza Alessandro Ciani, a paiedi fino all'ultimo centesimo le spese che il comune ha sostenuto per cancellarli. Sono 7 le vittime dal Covid tra gli ultimi 24 ore nella regione, tra che sono 65 di Trieste le morti in ospedale. 109 invece di news in FES, a pette di 8.384 provis molecolari e di 16.113 provis sveltis. 31 le persone ricoverate in terapia intensiva con 286 pazienti in che altri reparti. Tragedie sul lavoro a Trieste, con questa mattina in zone dal Molo 3 dal Port Vecchio di Trieste, un operario di 50 votanti di un'edita esterna, l'era da ora lavora sotto dal braccio meccanico di una grue che all'improvviso, per causa santimò in corso di accertamento, si è pleate, lo ha sfracagliate. Di bant i soccorsi l'uomo alle morte sul colpo. I sindacati, ai notizie dal sinistro immortale, hanno proclamato un sciopero generale dalle Puarte perdute le giornate. Sinistro sul lavoro anche a Pagnà in tune officine meccaniche. Il titolare è stato ferito e parte superiore dal quarp d'esplosione di una bombolute che era da ora doprà intanto che altagliava un tocco di metallo. All'estate trasportato d'urgenza all'ospedale di Udin con lesioni serie ma no in pericolo di vita. Grande pore in tesserade di IR per Totò di Natale, capitani storici dall'Udinese ha avuto una rapina in tesso Chiase di Ponzano, frazione di Empoli, dove che alle viv con le famiglie. Al manco 6 persone e hanno spietato la famiglia di Natale Furdeville per dopo pontà la pistola al chiave dall'attaccante napoletano come allenatore, costringendo a consegnare un orologio di 30.000 euro di valore. È stata chiatata da Polizia di Stato la femmina che ha dato Prince soccorso alla gente Maurizio Toscano, che ha pazzote copate da un'auto in tesprimi soris di Sabide di Lunche della A23. Iris Mansutti, specializzante dell'ospedale di Udine, è stata ricevuta dal comandante Polizia Stradale e dal personale per ringraziare di tant fatto per Ciri di Salva Toscano, prima derivate dai sanitari. Una volta arrivate le ambulanze, la giovane si era slontanata e senza venire identificate. La grata è arrivata anche dal direttore nazionale delle polizie stradale Paolo Maria Pomponi. Avvegneranno ricontadis lis schedis elettorali dal comune di Vajont dopo l'elezione a Shindic di Lavinia Corona ai Dams dal sfidante Virginio Berzan, dome per 3 voti. La decisione è stata chiappata dal TAR di Trieste che ha accettato le istanze di Berzan, battut 418 voti a 421. Il Shindic, candidata, l'aveva puntato il det quindi qualche incongruenza in compilazione dei verbali, domandante e come il NUF Cont des Schedis. L'associazione Nautiche Nautisette di Aquilee farà con fonds propris 94 news ancora mens sulla notizia a fronte di 117 domande. Quali sono le attività dell'associazione Nautisette di Aquilee? Allora, Nautisette è stata nasciuta, naturalmente è stata fatta nel 1970. Dal 70 in poi si è sempre gestito il criterio degli ormeggi da barcis
parve un criterio soprattutto ambientale, che sede naturalmente di pulizia, di correzione, di non correre sul canale, di tutti gli scovassi da sponis che li vengono raccolti, gli viene fatta una giornata volutamente apposta per raccogliere tutte le scovazze sulle sponde che noi usciamo del Natissa e quant'altro. Queste sono le nostre iniziative. Poi gare di vera, gare di pesca e quindi naturalmente tutte queste associazioni che non siano un'associazione senza scopo di lucro che lavorino per questi robis, per organizzare e per fare, insomma, per far stare contenta la India. Poi un progetto naturalmente che le sa 2 anni che lo viene presentato e siamo in attesa di velo per fare naturalmente una banchina di ormeggio sul Natissa dove stanno 94 barci e dopo la sistemazione di via Dante con tutti i servizi che lo di telecamere naturalmente e anche luce e acqua e gas che vengono tutto per tutto. È stata benedita questa mattina la nuova autofunebri dal Comune di Udin a dare la benedizione Monsignor Nobile. Vin benedire le macchine che trasporterà i muars dal cimitero e allora in particolare ho raccomandato a tutti che accompagnano il muar di Zin, fasini autisti eccetera che trasportano le casse di sei sempre nevore delicato, accoglienza nei confronti dei parenti che hanno un muar di Zin, no? Ecco, che sono tal dolore, allora pensi che aventi sempre tante pazienza e comprensione, perché sono momenti un lavoro difficile con calmure un parente. E anche per usgnota le dute, si torna a Iodi con Gnovis lunedì sera, sempre a Snuf, mancul vinc. Mandi, arrivederci.